Valorizzare le antiche tradizioni di questa regione, promuovere il suo vastissimo patrimonio agroalimentare. Sviluppare uno stile di vita sano in armonia con l'ambiente sono tra gli obiettivi prioritari del progetto Insula Sardinia Quality World. Un modo di vivere, pensare e agire che mi sta regalando una conoscenza ancora più ampia e profonda di questa magica isola al centro del Mediterraneo. La Sardegna è una delle 5 blu zone al mondo dove si vive meglio e solo il 25% della longevità è dato proprio da questioni genetiche, mentre tutto il resto è dato dalla qualità della vita e dal nostro agroalimentare. Noi abbiamo tantissime eccellenze dell'agroalimentare che va dai vini ai formaggi, ai salumi, alle nostre carni, che veramente hanno fatto sì che generazioni come quella di mio padre, di mio nonno, che con tanto sacrificio e con lavoro quotidiano si sono portate avanti, hanno permesso anche a noi di studiare e di crearci prospettive di vita sicuramente migliori. Non basta comunque produrre eccellenza e qualità se poi le produzioni non vengono proposte ai consumatori nel modo giusto. Noi come Consorzio dell'Agnello siamo impegnati in una collaborazione con la ristorazione che non è solo agriturismo ma negli alberghi di lusso anche delle coste per creare quel connubio di cultura, tradizione agroalimentare che faccia crescere la Sardegna a 360 gradi. Siamo convinti che solo facendo il sistema in questo modo si possa creare realmente quell'economia circolare che dia pari dignità a noi allevatori che produciamo la materia prima, a chi la trasforma e chi poi la dà ai consumatori finali che speriamo apprezzino i nostri prodotti. Io vengo dal paese più alto della Sardegna, che è Fonni, che è a 1000 metri di altezza sul livello del mare. Da generazioni mio padre e mio nonno trasportavano i propri animali nelle pianure in transumanza per giorni e giorni per poi risalire in primavera appunto nel centro Sardegna. Oggi gli allevatori siamo più stanziari, abbiamo costituito delle aziende fisse, ma il nostro lavoro si tramanda da generazioni ed è fondamentale promuovere assieme questa che è una cultura secolare della nostra regione.